Volevo chiedervi una cosa, mi pare c'è anche nel manifesto, e l'avete detto un po', forse l'ha detto anche Savino, le elezioni non è la questione, ma è una delle questioni, però è vero anche che governare è la questione che poi permette di poter imprimere, o meglio, dare gambe alle scelte che voi fate. Come mai non giudicate il momento elettorale così fondamentale? Perché alla fine per condizionare l'andamento, è vero che è un processo culturale, però inevitabilmente poi diventa un processo amministrativo se si vuole fare qualcosa. Quindi come mai ancora vedete così lontano l'appuntamento elettorale? Troppo fresco, troppo fresca l'alleanza, o troppo fresco il percorso? Non lo vediamo importante, perché lo è, non lo neghiamo, l'abbiamo anche sostenuto più volte. Se vogliamo tentare di governare senza fare parte con i partiti italiani bisogna prepararsi anzitempo. Ora come ora non lo vediamo, non deve essere un obiettivo che può creare anche dei problemi, perché si sa che quando entrano in gioco determinati interessi le cose si possono complicare. Ora vogliamo semplicemente iniziare. Quello che stiamo facendo oggi, non solo stiamo dicendo cosa vogliamo fare, ma stiamo anche invitando la società sarda, le associazioni, i partiti che ora non siedono qui, a collaborare con noi. Poi se da qui a un po' di tempo riusciremo ad aver realizzato qualcosa di buono, allora potremo anche cominciare a ragionarci seriamente e a proporci in tal senso. Ma posso? Perché vorrei che si uscisse un po' dall'equivoco, nel senso che è importante andare ad amministrare la nostra terra, la nostra nazione, perché sennò mi chiedo che senso avrebbe lavorare tanto per poi non arrivare nei punti decisionali. Nei punti decisionali, sino a prova contraria, oggi ci sono e siedono i partiti italiani e una serie anche di forze politiche locali che hanno deciso di fare determinate scelte. Oggi tutti insieme appassionatamente stanno decidendo ad esempio di privatizzare il sistema sanitario pubblico in Sardegna. Questa, guardate, che è una storia più grave di una guerra per un popolo, perché vuol dire che la nostra gente, già piegata dal forte impoverimento economico, non potrà più curarsi, e significa che anche le aspettative di vita saranno notevolmente ridotte per noi. Per cui organizzarci per andare a governare, è certo che noi non siamo qui oggi perché abbiamo deciso di fare un'alleanza elettorale, ma neanche per idea. Noi siamo ben consapevoli che bisogna lavorare molto, impadronirci di quelle che sono i drammi anche della Sardegna, quali sono le ambizioni del nostro popolo e così via, ma poi noi dobbiamo decidere nelle sedi decisionali di andare a scalzare chi sino ad oggi sta creando solo danni alla nostra terra e che ci ha colonizzato. Io questo termine lo uso perché noi siamo in una situazione di colonizzazione. Noi oggi dobbiamo fare i conti con le multinazionali e se ne parla poco. Ma se così non fosse, il Qatar oggi in Sardegna non sarebbe entrato, per cui dobbiamo assolutamente attrezzarci, se no che senso ha? Operativamente, come si sviluppa questo progetto? Perché si parla di coinvolgere varie entità, singoli, associazioni, eccetera. Operativamente come funziona? Operativamente funziona che noi stiamo elaborando tutta una serie di strumenti partecipativi, ci sono diverse opzioni al vaglio per aprirci e accogliere dalla parte viva della società, dalle parti vive della società, tutti quegli strumenti. Ovviamente noi porteremo in dote idee, battaglie, proposte, non è che siamo una tabula rasa, porteremo la nostra storia, no? Le nostre idee, le nostre proposte, però attraverso conferenze aperte, attraverso incontri con i territori, attraverso incontri specifici mirati con le parti sociali, individueremo le priorità, quali sono veramente gli elementi strutturali di cui occuparci e poi proporremo
delle battaglie che saranno principalmente delle proposte, delle grandi campagne di proposte per incominciare a salvaguardare quelli che appunto tutti quanti gli interventi di tutti quanti insomma, i relatori hanno chiamato interessi del nostro popolo. Sarà questo percorso, sarà un percorso democratico. Assolutamente la parola democratico e partecipato è molto importante perché non perché fino ad oggi non ci sia stata democrazia all'interno delle nostre organizzazioni, ma perché la democrazia deve diventare, in qualche modo, la democrazia di questo progetto deve diventare patrimonio di tutti coloro i quali lo vorranno portare avanti attraverso questi strumenti. Quindi da subito, non aspettiamoci i tempi giurassici, da subito incominceremo a svolgere questi incontri, a proporli, che potranno essere tematici o territoriali, che saranno sia di proposta che di ascolto, e poi troveremo delle sintesi finalizzate all'attività e all'organizzazione di grandi campagne e di grandi proposte per la nostra società. Io voglio dire una cosa, guardate bene, questo che stiamo facendo oggi non è una cosa, una riproposizione di qualcosa che è già successo. Ecco qui non queremos usare una compartidura che poi va a un'alleanza elettorale, a un'espressione elettorale così. No, noi stiamo facendo un'operazione di cultura politica, cioè queremos che questa cultura politica nazionale, sarda, sia in grado che di una metodologia che in parte Sabino ha fatto comprendere, insomma, che in inglese si narra open conference e in sardo la potremmo chiamare arraionadas abertas, che in questa maniera queremos fare in modo che la cultura politica sarda pique coscienza che in questa terra abbiamo il bisogno di fare sistema, cioè di essere in grado di esprimere un sistema che sia nettamente alternativo, disgiunto, non collaborativo, non oppositivo al suo sistema che non ha governato fino a oggi e che non ha voluto sul disagio culturale, politico, sociale, economico e ambientale. Questo siamo in allarme. Ecco dunque a servire questa conferenza aperta a servire, può distribuire una quota di responsabilità a Donzuni, come abbiamo fatto in calcate occasioni, per esempio sul nucleare. Don Cesardo si deve intendere obbligato a si piccare la responsabilità del fare sistema. È un dovere generazionale, storico, nazionale. Questa nazione deve reagire, non vi la può fare spruso. Sul sistema che non ha governato fino a oggi ha fatto un disastro di quanto hanno fatto tutti gli altri invasori di questa terra posto sparisi. Se andiamo a considerare dalle prime invasioni in questa terra a oggi, mai nessuno ha fatto il danno che hanno fatto questo ultimo. Quindi non nasciti in una funna contingente legata a Salgiunta, al Bella, son Malas che hanno governato. Nasciti in un credo storico, che motivazione storica, che motivazione nazionale, che motivazione di responsabilità generazionale e nazionale. Fino che essa novità. Se poi si trasforma puro, ma che hanno stessa maturità, si trasforma pure in una proposta elettorale, la bisogna vedere. Questo però non è l'obiettivo principale.